Domani incontro decisivo a Palermo con il governatore Renato Schifani sulla vertenza AICA alla presenza del presidente del CDA Danilo Nobile. Il cartello sociale esprime il suo apprezzamento per l'incontro avvenuto con il prefetto di Agrigento Caccamo sull'emergenza idrica. La consigliera comunale Zicari chiede un consiglio comunale straordinario per discutere su acqua e rifiuti. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, 3 le imbarcazioni avvistate con oltre 170 immigrati, intanto sono oltre 570 quelli che stanno arrivando da Porto Empedocle con la nave di linea. La testimonianza di Giuseppe Lanza, un padre al quale è stato tolto l'affido congiunto e ha difficoltà a incontrare sua figlia. Continuano gli incontri delle vie del cibo di lunga vita a Siculiana e Bisacquino. A Grotte il 30 agosto nuova edizione del premio Racalmare. Presentato il libro di Adriana Iacono e la mostra di Lia Piruzza a Montallegro. Aumentati i collegamenti con Palermo da parte del gruppo Cuffaro, da 14 a 26 le corse giornaliere, si potrà anche viaggiare con soli 3 euro. Il cantautore romano Antonello Venditti infiamma la platea durante il concerto che si è svolto al Live Arena Sport Village nell'ambito degli eventi del Festival del Mito. Il prossimo e ultimo appuntamento è con Fiorella Mannoia il 29 agosto. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 27 agosto, mercoledì. Si terrà un incontro domani a Palermo con il presidente della regione Schifani per discutere sulla situazione della società consortile AICA. I conti saranno sbloccati dal pignoramento di Sicilia Acque e così si potranno pagare gli stipendi ai dipendenti, come ci ha anticipato in questa intervista telefonica Danilo Nobile, presidente della stessa società AICA. Dottoressa Nobile, presidente dell'AICA, ecco un aggiornamento sulla reale situazione che si è determinata in questo ultimo periodo. Abbiamo visto dei comunicati stampa sulla situazione debitoria, la risposta da parte della Regione, l'intervento del presidente Schifani. Ecco, ci aggiorni? Sì, allora noi nelle ultime giornate abbiamo chiuso qualsiasi tipo di intesa, accordo che c'era già con Siciliacque, ma l'abbiamo conclusa. Quindi nella data odierna Siciliacque provvederà ad inviare la richiesta di sblocco dei conti e noi domani in questo modo potremo provvedere invece alla liquidazione degli stipendi ai dipendenti, ai quali avevo promesso che entro questa settimana avremmo provveduto con il pagamento dei compensi previsti. Questo quindi è un primo aggiornamento importante perché quindi era tutto in linea, l'accordo esisteva, è stato cristallizzato in tutti, in tutti i particolari, in tutti i dettagli che potevano mancare, che riguardavano la parte degli interessi, che abbiamo concordato di dilazionare in 6 rate a decorrere dal 15 settembre, quindi tutto in linea. Da parte del presidente Schifani le do un ulteriore aggiornamento. Intanto abbiamo apprezzato molto il riscontro del presidente immediato rispetto alla nostra richiesta. Il presidente mi aspetta domani mattina alle 11 presso Palazzo d'Orleans. All'interno di queste interlocuzioni con il presidente chiariremo tutte le nostre posizioni e chiederemo ovviamente al presidente anche lui di prendere posizione e di aiutarci nella chiusura delle posizioni che abbiamo con Siciliacque, ma soprattutto nella ripresa e risanamento di questa società che è di interesse per tutti, anche del presidente Schifani, perché lo ha dimostrato. Mi scusi, relativamente ai comuni morosi? Relativamente ai comuni morosi sono arrivate tantissime note da parte dei comuni. L'unica nota dolente è stato il fatto che i comuni ci rispondono dicendoci che fino a quando hanno l'ordine di blocco da parte di Siciliacque non provvederanno con i versamenti, però oggi Siciliacque provvederà allo svincolo e a rinunciare all'atto di pignoramento, pertanto con queste note loro stessi dichiarano di provvedere immediatamente al pagamento a seguito di questo sblocco. Ma ci sono comuni che devono dare all'AICA diversi milioni di euro? Assolutamente sì.
Noi infatti abbiamo inviato delle diffide, ma diciamo in accordo con l'Assemblea dei Sindaci, perché noi abbiamo degli atti di indirizzo da parte dell'Assemblea dei Sindaci, io ho semplicemente seguito quelli. Probabilmente nella diffida sarò stata particolarmente dura, ma ho semplicemente applicato quella che è la normativa e quindi in caso di mancato pagamento abbiamo previsto l'invio alla Corte dei Conti, il commissariamento, il Ministero dell'Interno, il pignoramento presso le autonomie locali, oltre ai decreti ingiuntivi e agli atti di precetto, Ecco, ma erano atti dovuti. c'è una collaborazione da parte di questi sindaci? Lei avverte diciamo, una collaborazione proficua o diciamo, ci sono degli ostacoli ostativi, non so. No, da parte dei sindaci c'è piena collaborazione, da parte di tutti, quindi io in questo momento mi sento di rassicurare il territorio sul fatto che tutti i sindaci si sono dimostrati molto responsabili e coscienti rispetto ad una problematica che va risolta da tutti i punti di vista. Ci siamo visti, ne abbiamo parlato, ci sono state delle note che io ho inviato a loro e loro chiaramente sanno che loro in parte devono quindi versare le somme che devono ad AICA, come gli utenti morosi dovranno versare le loro quote ad AICA, e dall'altra parte noi con un piano di rientro vedremo di pagare ovviamente i nostri fornitori, quindi bisogna agire con una contabilità analitica, andare per centri di costi e risolvere il problema, perché il problema si risolve. E sull'emergenza idrica è intervenuto oggi il cartello sociale di Agrigento, proficuo l'incontro avvenuto con il prefetto Caccamo. Sull'emergenza idrica interviene oggi il cartello sociale, affermando come la riunione svoltasi in prefettura ha rappresentato un momento importante di confronto sulla complessa situazione che investe l'AICA e più in generale la gestione del servizio idrico integrato nel nostro territorio. Il cartello sociale intende ringraziare il prefetto Salvatore Caccamo per l'equilibrio istituzionale e il ruolo di garanzia svolto che ha consentito un dialogo franco tra le parti. Il cartello sociale di Agrigento esprime il proprio sostegno al presidente dell'AICA per l'impegno e la determinazione che sta dimostrando nel difficile compito di risanare e rilanciare la società. È incoraggiante la sua dichiarazione: un'azienda che incamera dai 50 ai 60 milioni di euro non può ridursi in questo modo rischiando il fallimento. In tal senso è importante il sostegno espresso dal presidente dell'ATI Idrico a nome di tutti i sindaci al percorso avviato che conferma la bontà della direzione intrapresa. Il cartello sociale di Agrigento ribadisce che l'acqua è un bene comune, è un diritto universale, non una merce né un terreno di scontro tra enti e poteri. Per questo ogni ritardo nelle decisioni strategiche, ogni logica di rinvio danneggia innanzitutto le comunità locali che da troppo tempo convivono con disservizi cronici, reti colabrode e una gestione frammentata, lontana dai bisogni reali dei territori. In questo contesto è necessario che la politica regionale, in primis con il Presidente della Regione Schifani, al quale rivolgiamo un forte appello di attenzione per un aiuto concreto ai nostri rappresentanti politici regionali perché appoggiano l'opera di risanamento dell'AICA. Non sono più tollerabili, continua il cartello sociale, le ambiguità, i silenzi o i rimpalli istituzionali. Il sistema idrico integrato ha bisogno di certezze, risorse e visione, tre elementi che solo un impegno politico forte e coerente potrà garantire. In tal senso è stato chiesto al Presidente dell'ATI di attivarsi in tutte le sedi per mettere fine alle illegalità nei comuni di Palma di Montechiaro e Camastra che non hanno ancora consegnato le reti. Il cartello guarda con attenzione e determinazione i prossimi sviluppi e si riserva di intraprendere ulteriori iniziative, anche pubbliche, qualora dovesse mancare una risposta concreta alle istanze emerse nel tavolo prefettizio. Ai cittadini, ai lavoratori, alle forze sociali e ai rappresentanti istituzionali rivolgiamo pertanto un appello all'unità e alla mobilitazione consapevole, in un gioco non solo il futuro dell'azienda consortile agrigentina, ma la possibilità stessa di garantire un servizio pubblico essenziale, efficiente e giusto, fondato su legalità, trasparenza e partecipazione. Questo quanto affermato dai rappresentanti del cartello sociale, Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto. E il consigliere comunale della Democrazia Cristiana di Agrigento, Roberta Zicari, invoca una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno acqua e rifiuti. La Zicari afferma: credo che il sindaco di Agrigento abbia il dovere morale di riferire in aula.
sull'attuale condizione dei servizi di acqua e rifiuti, materie per le quali ha anche trattenuto la delega assessoriale. La Zica richiede: esiste la transazione finanziaria tra Acqua e Siciliacque? Cosa cambia per il personale e per gli utenti se la gestione passasse a Siciliacque e se si creasse l'ambito unico regionale, come avviene in altre 12 regioni d'Italia? Le tariffe sarebbero più basse e poi sui rifiuti si farà una terza proroga dell'appalto del depuratore di Timba dei Palombi quando sarà inaugurato. Continuano gli sbarchi a Lampedusa. La nave di linea Siremar con a bordo 251 immigrati sotto scorta del personale dell'Arma dei Carabinieri ha lasciato Lampedusa ed è in navigazione verso il porto di Porto Empedocle. Altri 320 persone con il traghetto di linea erano state trasferite ieri all'hotspot incontrate in Briacola. All'alba risultavano presenti 503 migranti. A Lampedusa durante la notte le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto hanno soccorso 3 imbarcazioni con a bordo 154 migranti tra bengalesi, egiziani, pakistani, algerini, eritrei, siriani e somali. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha eseguito una confisca di oltre 100.000 euro a un imprenditore nisseno in nostro servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, hanno eseguito una confisca nei confronti di un soggetto condannato definitivamente per il reato di occultamento e distrazione di documenti contabili. L'attività è stata condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli e ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società attiva nel settore del commercio all'ingrosso di bevande alcoliche con sede in un comune del Vallone. Gli accertamenti fiscali hanno evidenziato l'avvenuto occultamento e distrazione di documenti contabili con conseguente avvio di un procedimento penale nell'ambito del quale la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha disposto il sequestro preventivo nei confronti dei beni della società e del suo amministratore. Le Fiamme Gialle di Mussomeli hanno individuato un particolareggiato sistema di frode che ha consentito all'imprenditore di ottenere un notevole risparmio d'imposta, potendo contare su forniture di prodotti provenienti dalla Repubblica di San Marino, completamente sconosciute al fisco in quanto documentate con fatture distrutte e non contabilizzate. A seguito dell'intervenuta sentenza di condanna definitiva, l'ablazione della disponibilità patrimoniale del soggetto è divenuta irrevocabile e pertanto i finanzieri hanno proceduto all'esecuzione del provvedimento di confisca per un importo di oltre 107.000 euro sulle disponibilità finanziarie, autoveicoli e beni immobili. L'attività di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo finalizzato alla repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria e alla tutela del settore delle entrate e dimostra il continuo impegno profuso dalle Fiamme Gialle nissene nel contrasto agli illeciti tributari, alla tutela della concorrenza fra gli operatori economici. Divieto di avvicinamento, di frequentazione dei luoghi e di comunicazione con la persona offesa. Con l'applicazione del braccialetto elettronico, il GIP del Tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Templi, ha firmato una misura cautelare personale nei confronti di un impiegato di 45 anni, originario di Casteltermini. L'uomo è stato accusato di aver insultato, minacciato e picchiato la moglie nel corso degli anni. La vicenda è scaturita dalla denuncia della donna che, dopo aver supportato i soprusi, ha deciso di raccontare tutto. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della compagnia di Camerata. Attivato anche il codice rosso, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. E sentiamo ora la testimonianza rilasciata da Giuseppe Lanza, originario di Sommatino. È la storia di un padre al quale è stato tolto l'affido congiunto e ha difficoltà a incontrare la figlia. L'intervista è del collega Carmelo Vella. Giuseppe Lanza è un genitore separato e in questi anni sta vivendo quello che si può definire un vero e proprio incubo. Ci puoi raccontare la tua storia? Beh, la mia storia è purtroppo comune, ho scoperto, a quella di tantissimi genitori
in tutta Italia e purtroppo anche nel mondo. È una storia di un genitore disperato che da un giorno all'altro si ritrova senza una figlia a casa e ancora dopo quasi 2 anni e mezzo cerca di capirne i motivi. Io oggi sono qua soprattutto per parlare, per poter essere, come dire, da esempio in un certo senso per tutti quei genitori che hanno paura di dire le cose come stanno, che hanno paura perché si sentono ostaggio soprattutto di un comparto che li dovrebbe aiutare, ovvero quello dei servizi sociali. Nella mia esperienza nella provincia di Caltanissetta in questi 2 anni e mezzo con i servizi sociali io ne ho viste un po' di tutti i colori e sostanzialmente ho scoperto, anche parlando proprio con altri genitori che non hanno il coraggio di riuscire a rendere pubbliche le loro esperienze, ho scoperto una sorta di meccanismo a circuito chiuso, potremmo dire, no? In cui le famiglie si ritrovano all'interno ostaggio di questi soggetti, di questi personaggi, perché i tribunali, nonostante magari uno cerchi di far arrivare le informazioni, far arrivare tutto quello che succede, non credono alla voce degli utenti, dei genitori, ma si affidano esclusivamente a quello che è scritto nelle relazioni di questi enti che loro stessi nominano, insomma, che il giudice nomina. Di contro i servizi sociali agiscono sostanzialmente indisturbati, non sono controllati da nessun superiore, da nessuna commissione di controllo. Io stesso ho chiesto più volte il giudice tutelare perché vedevo all'interno degli incontri che effettuavo settimanalmente con mia figlia cose che non riuscivo a capire, perché sentivo mia figlia ripetere continuamente determinate cose, continuare a ripetere di voler tornare a casa con il padre, e tutte queste cose, nonostante le promesse dei servizi sociali, io non me le ritrovavo mai nelle relazioni che poi arrivavano al giudice. Ho chiesto appunto un giudice tutelare, cioè una figura super partes che il tribunale potesse nominare, che potesse assistere agli incontri, cosa che non mi è stata concessa. Ho cominciato addirittura a registrare gli incontri, ho dovuto effettuare delle denunce in procura perché la situazione era assolutamente insostenibile, sballottate di decreto in decreto, sballottate di ente in ente. Io sono ad oggi arrivato, credo, alla 4ª commissione di servizi sociali che mi segue in 2 anni e mezzo e sono rimasto anche quasi per tutta un'estate lo scorso anno senza un ente che mi organizzasse gli incontri per 4 mesi e mezzo in cui io non ho potuto vedere mia figlia. E quindi sono qui oggi per denunciare questo stato di cose, perché non è possibile che intere famiglie e la vita di bambini innocenti sia in mano a questi enti che sostanzialmente fanno andare i procedimenti dove vogliono loro, scrivono o non scrivono nelle relazioni quello che a loro li aggrada per un motivo o per l'altro. Io non sto parlando di malafede o di corruzione. Purtroppo, da quello che ne so, anche attraverso la pagina che ho aperto, la mia pagina Facebook di servizi sociali, so che ci sono anche casi di questo tipo purtroppo, e le recenti vicende saltate agli onori della cronaca per quanto riguarda Bibbiano lo confermano. Ma ci sono anche casi in cui basta semplicemente contraddire un operatore oppure mostrarsi urtato per delle cose che magari non si riescono a capire, cioè basta dissentire da uno di questi operatori dei servizi sociali per far sì che anche soltanto per antipatia le cose vengano indirizzate in un verso o nell'altro. Ma non si può mettere la vita di bambini, giusto, nelle mani di persone che giudicano da un punto di vista delle sensazioni personali o quant'altro, o che non hanno il coraggio di dire quello che vedono e quello che sentono. Giuseppe, lanciamo allora un appello a tutti i genitori che si trovano nella tua stessa condizione. Hai aperto una pagina social, diamo un indirizzo ben preciso, magari lì si può confrontare, scambiare idee e avere una visione più chiara di questa storia. Allora, la mia pagina Facebook si chiama Disservizi Sociali contro gli abusi di chi si crede intoccabile. E invito tutti quanti i genitori che purtroppo si trovano a vivere questo dramma, perché di dramma si tratta, come me, a scrivere la loro storia anche in forma anonima, anche se non se la sentono senza fare nomi, eccetera, eccetera, ma di riuscire a condividere tutto quello che stanno vivendo, a far capire che ci sono in Italia migliaia e migliaia di casi
di questo tipo e che non si può più tacere su questo tipo di problema. È inaugurato a Racalmuto il nuovo campetto di calcio grazie a un finanziamento regionale, presenti il sindaco Calogero Bongiorno e l'assessore regionale l'agrigentina Giusy Savarino. Le interviste. Onorevole, Racalmuto si riappropria di questa struttura sportiva grazie ad un importante contributo regionale. Sì, è un impegno che avevo preso con questa comunità e nella scorsa finanziaria l'abbiamo portato a definizione. Sono contenta di essere oggi qui con questa importante realtà che è la possibilità di dare spazi ai nostri giovani, ai nostri ragazzi per fare sport. Si sa, lo sport è il modo migliore non solo per restare sani, non solo per restare impegnati, ma soprattutto per restare lontani da brutti vizi che poi fanno tanto male al nostro futuro. Ecco, investire sullo sport significa investire sui nostri ragazzi e sul loro futuro sano. La regione siciliana proseguirà ad essere vicina alla comunità di Racalmuto. Ma sì, questo sempre. Ora a breve lavoreremo anche al progetto che sono arrivati sui parchi urbani, è arrivato anche un importante progetto a Racalmuto. Certo, io avevo immaginato un fondo di minore impatto rispetto alle richieste che ho avuto, mi sono arrivate 267 progetti da tutta la Sicilia, ma sono certa che i miei colleghi e il Presidente Schifani nella prossima preparazione di bilancio sentiranno la sensibilità che ho anch'io e metteranno più fondi su questo capitolo, perché come si fa a dire di no a 267 comuni che vogliono creare dei parchi urbani, che significa combattere il cambiamento climatico perché assorbono il calore, significa combattere anche le bombe d'acqua, perché ci insegnano gli esperti che quando ci sono aiuole e parchi le bombe d'acqua vengono assorbite e quindi si evitano tanti danni, e poi si dà la possibilità, torniamo ai nostri giovani, di avere degli spazi vivibili dentro il nostro paese. Soddisfatta dell'operato del suo assessorato? Sì, sono contenta, ora è un anno che sono assessore regionale, non mi sono risparmiata, ma io sono una stacanovista, spero di essere riuscita in tante cose che ho affrontato, tante altre ovviamente sono ancora all'ordine del giorno e me ne occuperò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quello che è certo è mettere onestà e passione in quello che si fa e cercare di dare risposta a un territorio che ne ha molto bisogno. Quest'estate è stata piena di tante emergenze, ma a queste emergenze stiamo rispondendo con risposte concrete attuali, ma anche con una programmazione che definisca queste criticità anche in futuro in maniera più chiara e più certa. Sindaco, cosa significa la riconquista di questa struttura per la comunità di Racalmuto? Ma è un momento molto importante e molto significativo, perché finalmente cominciamo a mettere mano in maniera seria alla ristrutturazione e alla manutenzione degli impianti sportivi. Racalmuto ha una grandissima tradizione sportiva, come anche tutti i cittadini sanno, abbiamo avuto delle squadre straordinarie in tutti i campi, calcio, basket e quant'altro, ma ultimamente gli impianti erano abbandonati. Finalmente, grazie anche all'interessamento dell'assessore regionale Savarino e all'impegno profuso dalla Giunta, che in particolare abbiamo due assessori, abbiamo l'assessore Cinzia Leone e l'assessore allo sport Lucio Conte, oggi inauguriamo la ristrutturazione di questo importante campetto di calcetto. Ma stiamo continuando, perché stiamo continuando, come sapete, con la pulizia e la sistemazione dello stadio Mantia, e anche lì vedremo di lavorare per la sua manutenzione, per metterlo appunto, per poterle farle usufruire a tutte le squadre di calcio, ma anche agli amatori. E in più stiamo lavorando per tutti gli altri impianti sportivi, quindi riparte Racalmuto sportiva da oggi con questa bella manifestazione. Inauguriamo questo campetto alla presenza dell'assessore Savarino, di tutta la giunta, dei consiglieri comunali, ed è credo una giornata di festa anche per Racalmuto, perché abbiamo qui tanti rappresentanti delle squadre di calcio e di calcetto che finalmente li vedo
col sorriso sulle labbra, ed è un momento importantissimo per questo Paese. Assessore, proprio così riparte lo sport a Racalmuto? Riparte lo sport, e questo lo dirà meglio l'assessore che ha questa delega. Io intanto sono particolarmente soddisfatta come assessore di questa giunta straordinaria guidata dal nostro sindaco, l'avvocato Bongiorno, e come anche rappresentante del gruppo Fratelli d'Italia, perché dobbiamo ringraziare veramente l'onorevole assessore regionale, avvocato Giussi Savarino, perché ci teneva particolarmente, è molto legata politicamente e anche da rapporti di amicizia con il nostro Paese. Ha detto che era importante fare un intervento a Racalmuto, e noi abbiamo tutti deciso che era prioritario ridare un'area che oramai era diventata degradata quasi, e invece restituirla oggi ai nostri giovani, alle squadre calcio, a tanti ragazzi che sono pronti già con iniziative sportive, con tornei, perché lo sport è amicizia, è crescere in modo sano e soprattutto è stare insieme. Vedere qui contenti i nostri giovani, pronti a utilizzare finalmente questa struttura che potete vedere bene è diventato un gioiello. È un gioiello che affidiamo ai giovani di Racalmuto affinché possano divertirsi e crescere in modo sano. Una struttura del genere dà respiro ai giovani di Racalmuto? Certamente sì, i giovani hanno bisogno principalmente di queste cose, ma non solo del campetto, ma io credo che il sindaco sarà nelle mie parole, ma credo che dobbiamo ristrutturare tutto il parco giochi fra Nicola Mattina, renderlo vivibile ai giovani, ai piccoli giovani che tutti i giorni, io abito qua vicino, vedo qua fuori, si parte con il campetto, e devo ringraziare, di solito il sindaco ringrazia sempre l'onorevole assessore, ma io devo ringraziare il sindaco che ha voluto fortemente assieme a Cinzia Leone questa struttura che ora è a disposizione sia degli istruttori tipo Alfredo Mancini ed altri, che porteranno qui tantissimi giovani. I giovani qua non fanno solo sport, ma fanno amicizia, perché è la cosa più importante, forse più dello sport, i rapporti tra giovani che crescono. Comunque mi devo complimentare anche con l'assessore regionale Savarino che ha voluto fortemente anche questa struttura. Tra le iniziative dell'estate di Siculiana, quella di Assittati Fora, inserita nel circuito delle vie del cibo. Sentiamo il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito. Che beve che soffai il cuore. Assittati Fora è proprio riproporre quell'atmosfera che un tempo si viveva nei nostri comuni, quello di condividere lo spazio esterno, condividere storie, aneddoti, leggende, è quello che stiamo in qualche modo noi facendo stasera, attraverso il folk, la musica, le degustazioni. È una bella atmosfera, le persone hanno compreso lo spirito dell'iniziativa e partecipano molto volentieri, e quindi devo dire è un esperimento riuscito. È il festa del sentimento popolare, una Sicilia autentica che si propone, ed è importante sia per il recupero delle tradizioni e della memoria storica delle nostre comunità, ma è importante anche da un punto di vista di un turismo proprio sensoriale, di un turismo che fa vivere le tradizioni e la possibilità per molti turisti di condividere con noi la nostra storia attraverso anche il cibo, l'enogastronomia e tutto il resto. L'iniziativa rientra nelle vie del cibo e della lunga vita, Siculiana ne fa parte, sono molto orgoglioso di condividere questo progetto che mette al centro la dieta mediterranea, il benessere, ma anche lo stare insieme, uno spirito e una qualità della vita che ancora oggi nel nostro comune in qualche modo persiste, e che sicuramente è anche una ricetta importante, e questo è anche il risultato di tanti anziani che arrivano ad avere un'età anche qui a Siculiana non indifferente. Linea alla regia per la pubblicità. A Montallegro presentato il libro di Adriana Iacono Nel segno di Damarete e mostra di pittura di Lia Piruzza. Adriana Iacono, scrittrice, ha scritto un libro proprio dedicato a Damarete. Questa sera qui a Montallegro, insieme ai quali ci sarà anche la narrazione della tua storia.
Ecco, cosa ti ha ispirato a scrivere questo tuo scritto? Sì, è una storia molto interessante, molto bella quella di Damarete e ringrazio la pittrice Lia Piruzza per avermi invitato appunto a questo evento. È una storia bellissima perché è considerata la paladina dei diritti umani, il primo personaggio storico che si è occupata dei diritti dei bambini. Quindi dopo la battaglia di Mera nel V secolo a.C., nel 480 a.C., la battaglia vinta da Gelone, suo marito, e da Terone, suo padre, in seguito a questa vittoria gli schiavi cartaginesi sono arrivati ad Agrigento, ad Akragas e a Siracusa e continuavano con la loro tradizione di sacrificare i primogeniti al dio Baal. E Damarete ha chiesto che nel trattato di pace finale, dopo appunto la battaglia, dopo questa guerra, venisse scritto che ai cartaginesi veniva restituita la libertà se loro avessero fatto meno dei sacrifici, e quindi questo è un atto di grande sensibilità verso i bambini figli di nemici. E se pensiamo a tutto quello che succede adesso nel mondo, a Gaza e non solo, dove i bambini vengono tenuti in situazioni veramente drammatiche, il messaggio di Damarete è sicuramente molto importante, oggi più che mai. Abbiamo unito le due forme d'arte, la scrittura, la letteratura e la pittura. Da tempi si sa che la pittura è stata la prima espressione dell'uomo, e quindi attraverso la pittura noi interagiamo e comunichiamo. E così anche la scrittura. Quindi siamo qui a Montallegro, in questa piazza, per parlare di un evento storico che è la Principessa Damarete, che ha ispirato tantissimo il mio quadro. La nostra intenzione, e quindi come progetto, è quello di riportare l'opera di Damarete alla modernità, e oggi più che mai la sua opera ritornerebbe utile a tutta l'umanità. Una delle prime persone che è stata sostenitrice e che ha portato avanti la causa dei bambini. In questo particolare contesto si trattava addirittura di bambini nemici, e quindi vedere l'opera di Damarete che si è spesa e ha dato tutto quello che poteva dare, aiutandosi sicuramente, facendo leva sul suo potenziale, su quella che era la sua libertà innata, ma anche, se vogliamo pure aggiungere, anche la sua posizione comunque di regina, perché comunque quello le ha conferito sicuramente quel tocco in più che faceva in modo che le sue parole venissero ascoltate. E quindi ovviamente le sue imprese, i suoi gesti, le sue comunicazioni, i suoi incontri, diciamo tutto quello che si è mosso attorno a lei è stato molto proficuo, perché praticamente senza battere ciglio, senza alzare spade, senza fare guerra, è riuscita a ottenere quello che tutti ci auspicheremo possibile ottenere con il dono della comunicazione e del dialogo. E questa sera, durante questa presentazione, leggerò alcuni brani, alcuni passi del libro tra Damarete e Ada. Ci troviamo in due periodi, due epoche completamente diverse, e attraverso questi due personaggi vedremo dei risvolti identici, seppur in due momenti storici molto diversi. E da cosa trae ispirazione il tuo modo di fare pittura? Io parto sempre dalla rappresentazione della realtà, ma poi chiaramente nell'elaborare poi il manufatto pittorico ovviamente cerco di personalizzarlo e dare un tocco preciso che diciamo che dovrebbe rappresentare anche le mie esperienze e la mia esperienza passata nell'arte. Sono diversi temi che affronto, tipo quello della musica, della sinfonia, rappresentando strumenti musicali. Poi c'è anche una rappresentazione particolare del Cristo che io mi ha sempre affascinato questa figura, e in questo caso ho cercato di rappresentarlo nell'espressione più profonda, proprio nell'atto in cui quasi perde le forze, messa in croce praticamente, e si affida poi alla volontà divina. Questa sera c'è questo connubio tra la pittura e la scrittura, e sono felicissimo che anche i nostri artisti, tra cui Lia Piruzza in prima persona, ma anche altri artisti qua a Montallegro come Ignazio Marrella. L'altro giorno abbiamo presentato pure un talento, uno scrittore, un talento che fa poesie, che è Giuseppe Ati, e questo è importante per una comunità perché rappresenta l'identità di una comunità stessa.
Tra le tappe della Via del Cibo di lunga vita promosso dalla SMAP di Bivona in collaborazione con la Regione Siciliana c'è anche il comune di Bisacquino. Abbiamo sentito il sindaco Tommaso Di Giorgio. Questo è uno dei più grandi eventi durante l'anno, lo abbiamo creato nel 2012 proprio per valorizzare i prodotti tipici locali. Siamo partiti dalla cipolla bisacquinese, che è un ecotipo, poi abbiamo aggiunto l'olio, che è particolarmente apprezzato, ma adesso si aggiungono sempre più prodotti, per esempio la carne di struzzo, la birra artigianale prodotta a Bisacquino, la salsa prodotta a Bisacquino, il miele bisacquinese. Tanti giovani che stanno cominciando a creare le proprie attività imprenditoriali, ricordandosi che l'agricoltura può dare veramente una certa soddisfazione se fatta bene. Allora, questo Festival delle Eccellenze bisacquinesi e del territorio quest'anno si arricchisce appunto di questa iniziativa della SMAP, anche legata a Agrigento, la capitale della cultura del 2025, quindi ha un valore aggiunto ancora di più. Questo triangolo Bisacquino, Giuliana e Chiusa vanta appunto un alto numero di centenari. Addirittura a Chiusa ci fu una persona che superò i 107 anni e anche a Giuliana. Ma anche a Bisacquino abbiamo avuto persone fino a qualche tempo fa che hanno raggiunto l'età di 103 anni. Qualità del cibo, qualità dell'acqua, qualità dell'aria e probabilmente qualità della vita. Possono mancare qualche servizio che nelle città si trovano, ma in compenso si trova quella tranquillità, quella pace, quella genuinità, quell'accoglienza che è tipica dei paesi dell'entroterra siciliano. Comincia il nuovo anno scolastico e si preannuncia una nuova stangata per le varie famiglie. Anche quest'anno sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta stangata legata all'acquisto di libri e materiale scolastico per alunni e studenti. Lo ha affermato il Codacons fornendo le stime sul caro scuole e sulle spese che dovranno affrontare i genitori. Per quanto concerne il materiale scolastico, l'offerta è estremamente diversificata sia sul fronte delle marche che dei prezzi al pubblico. E di anno in anno compaiono sul mercato nuove linee e nuovi prodotti per gli studenti. In base alle prime stime, zaini, diari e astucci, così come materiale da cartoleria, penne, quaderni, pennarelli, matite, registrano quest'anno incrementi di prezzo compresi tra il 3% e il 5% rispetto al 2024. I listini al dettaglio tuttavia rappresentano sempre più una giungla ove le famiglie fanno fatica ad orientarsi, evidenzia il Codacons. Basti pensare che per uno zaino griffato la spesa può superare 200 euro, mentre per un astuccio attrezzato con penne, matite, gomma e pennarelli vari si arriva a spendere 60 euro. Può sfiorare i 40 euro invece il prezzo di un diario per l'anno targato 2025-2026, prodotti insomma sempre più innovativi ma anche costosi come gli zaini high-tech con luci a LED, speaker wireless per la musica e power bank integrati per caricare il cellulare. Previsti incrementi anche per i libri. L'Istat ha registrato infatti nell'ultimo mese aumenti medi del 3,8% sul 2024 per i testi scolastici. Proprio sul fenomeno del caro libri le denunce del Codacons hanno trovato conferma in un report dell'Antitrust pubblicato ad inizio agosto, da cui emergono le tante criticità del settore che incidono sulla spesa delle famiglie italiane, dalla scarsa concorrenza all'odioso fenomeno delle nuove edizioni adottate dalle scuole, libri messi sul mercato con qualche pagina o immagine diversa rispetto all'edizione precedente ma con prezzi più alti. Bocciate anche tutte le riforme varate negli anni per limitare la crescita dei listini. I tetti di spesa a cui le scuole devono attenersi vengono sistematicamente sfiorati a causa della mancanza di controlli sull'operato dei docenti, mentre i libri digitali si sono rivelati un flop. Limiti poi per la grande distribuzione che può applicare sconti solo fino a un massimo del 15% rispetto
ai prezzi di copertina, tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria vari, materiale da disegno, libri, dizionari, l'esborso complessivo per l'anno scolastico 2025-2026 può arrivare anche a quota 1.300 euro a studente, ha così calcolato in media il Codacons. È in programma sabato 30 agosto in piazza Umberto I a Grotte la serata finale della 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, città di Grotte. L'approfondimento. È in programma sabato 30 agosto in piazza Umberto I a Grotte la serata finale del 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, città di Grotte. Tra le opere in lizza per il riconoscimento la suggeritrice di Emanuela Badessa, Quello che so di te di Nadia Terranova e I giorni di vetro di Nicoletta Verna, che saranno sottoposti al giudizio della giuria popolare. La suggeritrice è un romanzo intriso di musica e arte che esplora la complessità dell'amicizia e il percorso di riscoperta di sé. Ambientato nella Palermo degli anni 50, il libro narra la storia di Franca e Cristina, due amiche legate alla passione profonda per la musica e la danza, il cui rapporto è messo alla prova dall'arrivo di un uomo. L'opera affronta i temi come talento, il successo e le sfumature invisibili dei sentimenti. Il romanzo Quello che so di te si addentra nelle pieghe della memoria familiare, indagando il rapporto tra una donna e la sua bisnonna ricoverata in manicomio nel primo Novecento. I giorni di vetro è un romanzo storico ambientato nella Romagna fascista, narra la vita di Redenta, una ragazza nata il giorno del delitto Matteotti, che con il suo sguardo sbilenco osserva la brutalità del tempo in cui vive. Il premio Racalmare Leonardo Sciascia, città di Grotte, è presieduto dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, diretto dall'assessore alla pubblica istruzione Anna Maria Todaro. La commissione del premio è composta dal presidente onorario Rosario Castelli, coadiuvato da Rossana Florio, Giacomo Minio, Alice Titone e Salvo Toscano. Segretario del premio è Mariangela Terrana del Servizio Cultura del Comune di Grotte. In questa 25esima edizione, di nuovo, in questa 35esima edizione la Commissione ha assegnato un premio speciale alla carriera alla scrittrice Silvana Laspina, ultimo suo romanzo Un rebus per Leonardo Sciascia. Il premio letterario Racalmare, nato a Grotte negli anni '80, sin dalle sue origini ha avuto un legame speciale con lo scrittore Leonardo Sciascia, che ne fu il primo presidente di giuria. Dopo la sua morte avvenuta nel 1990, il premio gli è stato dedicato assumendo il nome attuale di Racalmare Leonardo Sciascia, città di Grotte. Nel corso degli anni il premio ha visto la partecipazione di grandi nomi della letteratura internazionale, tra cui vincitori come Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Manuel Vasquez Montalbán e Andrea Camilleri. La sua peculiarità sta nella scelta finale del vincitore, che non spetta alla giuria di critici ma una giuria popolare formata da lettori che votano in presenza per il proprio libro preferito. Un approccio, insomma, che mira a mantenere un forte legame tra l'opera letteraria e il suo pubblico. Dal mese di settembre il collegamento in autobus tra Agrigento e Palermo sarà notevolmente potenziato grazie alla nascita della AR Cuffaro Group, frutto dell'incorporazione di Autoservizi Cuffaro nella nuova società Camilleri, Argi e Lattuca, un'operazione che punta a ottimizzare il servizio e migliorare l'esperienza di viaggio per i pendolari, studenti e turisti che ogni giorno percorrono l'asse viario Agrigento-Palermo. Le corse quotidiane passeranno da 14 a 26, quasi raddoppiando l'offerta attuale, una scelta strategica per ridurre i tempi di attesa e facilitare la mobilità verso il capoluogo siciliano. Tra le innovazioni annunciate dall'amministratore Giuseppe Cuffaro anche il nuovo biglietto unico di andata e ritorno, valido per il mese di emissione, che garantirà flessibilità e risparmio agli utenti. Si viaggerà a soli 3 euro grazie a un nuovo abbonamento da 40 corse. Sarà possibile raggiungere Palermo spendendo appunto soli 3 euro. Contributo di solidarietà una tantum della Regione in arrivo per quasi 9.000 beneficiari. Ce ne parlano i colleghi di Trapani.
Contributo di solidarietà una tantum della Regione in arrivo per quasi 1000 nuovi beneficiari, grazie all'integrazione della dotazione finanziaria prevista per la misura con 1 milione di euro aggiuntivi stanziati con la legge regionale lo scorso giugno. Sarà possibile effettuare uno scorrimento di graduatorie e includere anche quanti erano rimasti inizialmente esclusi dal sostegno economico a fondo perduto. Si tratta di una misura concreta, ha ammesso il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che il mio governo ha fortemente voluto e promosso per aiutare le famiglie siciliane in condizioni di disagio. Siamo riusciti a garantire l'accesso al beneficio a quasi 1000 nuovi nuclei familiari. È un segnale importante di attenzione verso chi vive maggiori difficoltà economiche e testimonia la volontà della regione di non lasciare indietro nessuno. Continueremo a lavorare per assicurare strumenti efficaci e mirati, prosegue ancora Schifani, capaci di rispondere con tempestività ai bisogni reali dei cittadini. Più precisamente sono 939 gli ammessi all'agevolazione, il beneficio che può arrivare fino a un massimo di 5.000 euro per nucleo familiare destinato alle famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28/2024 e con ISEE inferiore a 5.000 euro. Per le posizioni che in graduatoria avevano un punteggio ex equo si è proceduto al sorteggio come previsto dall'avviso pubblico. I soggetti ammessi dovranno presentare, pena l'esclusione, l'attestazione rilasciata dal comune di residenza, che dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica dedicata mediante accesso Cospide di livello 2 o carta nazionale dei servizi. L'erogazione del contributo è subordinata al corretto e completo invio della documentazione. La finestra temporale per la trasmissione delle attestazioni sarà aperta dalle ore 12 del 9 settembre prossimo alle ore 12 del 9 ottobre 2025. Grande successo ieri sera al Live Arena Sport Village, il concerto del cantautore Antonello Venditti nell'ambito del tour La notte prima degli esami, un'esibizione che ha avuto la durata di circa 2 ore e mezzo, dove il cantautore romano ha eseguito i suoi brani più famosi della carriera, dialogando con il pubblico e spiegando le ragioni dei suoi testi musicali. Vi proponiamo uno stralcio della sua canzone più famosa, Roma Capoccia. Le coppiette se ne vanno via, quanto sei bella Roma quando piove, quando piove, quanto sei grande Roma, quando la lancia rosseggia ancora e le finestre sono tanti occhi che ti sembrano lì quando sono bella, quando sei bella. Oggi mi sembra che il campo si sia fermato, vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del colore. E so più vivo, e so più buono, non te lascio mai, Roma Capoccia, per mostrare la carrozzella va con due stranieri, un rompere
lasciato Roma che l'ho scoperta stamattina, che l'ho scoperta. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.